Con la Libia nel caos dopo l'uccisione del Rais Gheddafi, in attesa che venga formato un nuovo governo lungo le coste di quello che una volta era una colonia italiana, sono ripresi i viaggi della speranza. Nel giro di poche ore a Lampedusa e perfino a Linosa sono arrivati cittadini extracomunitari. Non sappiamo ancora se il fenomeno precipiterà nuovamente, anche perché se in Libia regna il caos, in Italia con Berlusconi ormai dimissionario, la situazione è tutt'altro che felice. Un gommone alla deriva nel canale di Sicilia con 44 migranti è stato soccorso in nottata dalla nave Foscari della Marina Militare, dopo una segnalazione da parte di un peschereccio. A bordo anche una donna che aveva appena partorito, che è stata trasferita in elicottero prima al poliambulatorio di Lampedusa e poi all'ospedale di Agrigento. L'imbarcazione, che era in precarie condizioni, si trovava a 55 miglia a sud di Lampedusa, in acque di competenza maltese per quanto riguarda le operazioni di ricerca e soccorso. Secondo la Guardia Costiera, i migranti, apparsi stremati a causa della lunga permanenza in mare, sarebbero gli stessi che 2 giorni fa avevano lanciato l'SOS con un telefono satellitare, sostenendo di essere in balia delle onde e con il motore in avaria. Sulla base di queste testimonianze, raccolte da alcuni parenti somali residenti in Italia, il gommone sarebbe partito 4 giorni fa dalla Libia. La nave Foscari ha atteso per qualche ora di conoscere la destinazione finale dove trasferire i propri profughi. Lampedusa è stato infatti dichiarato dal governo porto non sicuro. Le operazioni sono coordinate dalle autorità maltesi, nella cui zona di competenza SAR è stato soccorso il gommone. L'ultimo barcone carico di profughi provenienti dalla Libia era approdato a Lampedusa il 16 agosto scorso. Si tratterebbe quindi del primo sbarco dopo la caduta del regime di Gheddafi. Ma già ieri 24 immigrati erano stati sorpresi sulla terraferma di Linosa dai carabinieri. Gli immigrati si stavano dirigendo verso il centro dell'isola. Nonostante le ricerche lungo tutta la costa, nessuna imbarcazione è stata trovata. È probabile dunque che un peschereccio li abbia fatti sbarcare per poi allontanarsi rapidamente. Il gruppo verrà trasferito a Porto Empedocle.